Allora, buongiorno. Presidente Solinas, sono un rappresentante dell'Associazione Cardiopatici di Lanusei che da 20 giorni è qui nell'atrio dell'ospedale che aspetta di vedere una luce in questo tunnel che ormai sembra irraggiungibile. Io mi rivolgo a lei da sardo perché io è vero che sono un continentale, ma sono arrivato qui, avevo 3 anni e oggi a pieno diritto mi sento sardo quanto lei e forse anche di più, penso, dato che sono qui da 20 giorni. Noi non siamo qui perché ci è venuto in mente un giorno perché abbiamo dormito male di alzarci, vogliamo questo, vogliamo quello, non è così. Noi lo sappiamo che avete da risolvere dei problemi importanti quanto questi e forse più di questi. Però io so una cosa, che se io avessi chiesto al suo bisnonno, al babbo di suo babbo, che c'era un problema da risolvere, suo babbo sarebbe venuto da me, non mi avrebbe chiamato ad andare lì, sarebbe venuto da me e mi avrebbe detto qual è il problema. Gli avrei spiegato la situazione e mi avrebbe dato una risposta nel bene e nel male, perché le situazioni vanno affrontate subito, non bisogna lasciarle stagionare dove l'odio poi si accumula e si accumulano le incomprensioni e poi i problemi non si risolvono. Guardi, io da ragazzo, perché sono arrivato, avevo 3 anni, ho sentito parlare di una questione che i sardi erano dominati dai piemontesi. Alla fine i sardi si sono messi a cantare modera la tirannia piemontese perché siamo stufi. Cosa volete, che ricominciamo a cantare quella canzone? Con la differenza che loro erano piemontesi, oggi siete sardi. Ma dove ce l'avete quell'orgoglio di veri sardi? Dove l'avete messo? Io sono orgoglioso di essere venuto qui e aver conosciuto il popolo sardo. Sono finito in una zona disgraziatamente disastrata perché sono in un lembo di Sardegna che nessuno si è mai preoccupato di sapere dov'è. Ma è possibile che un giorno non vi svegliate e guardate la cartina geografica della Sardegna? Io dico che sarebbe una cosa semplice. Affrontiamo il problema. Vediamo se si può risolvere o meno e mandate a casa la gente, non possiamo tirare la corda più di tanto. Io so che un capo, uno che fa il capo, se c'è una persona che deve decidere una cosa e il capo gli ha detto falla e non la fa, io interverrei. E insomma, non è che uno si sveglia, si veste, va lì e comanda, non è così. Non aspettate che debba deteriorarsi la situazione e poi questi poveri malati, noi siamo 20 giorni qui e vediamo cose dell'altro mondo, passare gioventù, passare vecchi, ma non avete pietà di quei vecchi che hanno lavorato 70-80 anni, hanno consumato le unghie per far studiare i figli e poi oggi li vediamo buttati, abbandonati in un letto di ospedale del quale nessuno se ne preoccupa. Noi abbiamo un'associazione per quello, non l'abbiamo fatta per divertirci. Abbiamo giocato altre volte a biriglie, da ragazzini, sulle strade. Oggi non possiamo più giocare con le palline. Abbia pazienza e le chiedo scusa del mio modo di intervenire perché io sono fatto così, ho una brutta abitudine. Le cose che deve dire io le dico e uno le deve incamerare. Io ho conosciuto sardisti da quando è nato il sardismo, dei sardisti che avevano le palle non tonde, quadre le avevano. E oggi perché non è più così? Grazie.